Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, lunedì 12 febbraio. Ancora un atto di violenza, ancora una volta un autista di Arriva Veneto è stato, diciamo, aggredito, suscitando ovviamente, suscita l'indignazione e la preoccupazione di tutti. Dopo il vergognoso episodio che è avvenuto circa 2 settimane fa, quando quel sessantenne di Chioggia che aveva attaccato uno dei bus di Arriva Veneto danneggiandole la porta e costringendo l'autista e i passeggeri a cambiare mezzo, si è verificato un altro episodio molto più grave sabato pomeriggio attorno alle 17:30 nei pressi della rotatoria del centro commerciale La Nave de Vero a Mestre. Il bus della linea 85, che era diretto all'aeroporto di Marco Polo, è rimasto bloccato a causa di un'auto parcheggiata in un modo ostacolante per la viabilità. Invece di spostarsi e chiedere eventualmente scusa, il conducente dell'auto non ha trovato di meglio che prendere a pugni l'autista di Arriva Veneto. Fortunatamente questa volta l'aggressore è stato prontamente identificato dai carabinieri intervenuti sul posto. Tuttavia, tra l'episodio e la corsa al pronto soccorso, la sostituzione del mezzo, c'è stato ovviamente tutta una serie di disagi, non solo per l'autista che si è preso il pugno, ma anche per i pendolari che hanno utilizzato il servizio di Arriva Veneto. Purtroppo questi episodi di aggressione in civiltà sono sempre più frequenti e non solo nei confronti di Arriva Veneto, ma sono in generale verso tanti operatori del servizio pubblico. L'aggressore di Mestre sarà denunciato per l'aggressione e probabilmente anche per interruzione di pubblico servizio. Lo stesso vale per il sessantenne che aveva danneggiato il bus a Chioggia, il quale era stato anch'esso identificato e sarà denunciato per danneggiamento e molto probabilmente anche per lui c'è l'interruzione di pubblico servizio. È importante ricordare che in passato, molti mesi fa, un altro autista di Arriva Veneto era stato aggredito da un gruppo di persone a Chioggia alla fermata di Piazzale Europa, semplicemente per aver richiamato con il clacson alcuni comportamenti scorretti. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Buona presenza di pubblico per i quarti di finale di Coppa Italia con la Varesina al Ballarin di Chioggia. Andreucci fa un ampio turnover inserendo in porta Fall, secondo portiere, e in avanti Sinani, Cescon e Rabas. Buon primo tempo dell'Union, che meritava il gol, ma sotto porta è stato troppo lezioso. Già al 17esimo Granata vanno vicini al gol con un gran tiro di Buratto respinto dal portiere. Al 21esimo su un calcio di punizione di Riccardo Serena, Santulli mette in corner. Al 32esimo gran tiro di Sinani, ma ancora Santulli a dire no parando il tiro in due tempi. Al 33esimo l'occasione più grande capita dentro l'area di rigore. A botta sicura Burraci tira incredibilmente a lato. Nel secondo tempo è stato più equilibrato, con la prima frazione di gioco con la Varesina che ha un possesso di palla maggiore, ma non crea nulla. Entrano Mauri e Manfredonia a metà secondo tempo, ma non cambia nulla. Nel finale, invece, con l'ingresso di Aliu al posto di Serena, l'Union assedia la difesa varesina e al 42esimo su un colpo di testa a botta ravvicinata da 1 metro il portiere compie un autentico miracolo a due mani, distinto,
Sulla ribattuta, Aliuci prova ma Santulli dice ancora no respingendo la palla sulla linea di porta. Si va ai rigori. Vince il sorteggio la Varesina che logicamente vuole tirare i rigori dalla parte opposta alla curva sud degli Ultras Granata. Assegno per la Varesina Vitale, Grieco e Orellanna. Per l'Union sbagliano, Burato palla in condominio vicino, Rabas palla in Lusenzo, Mauri centra il palo. L'unico gol lo segna Sinani e l'unica gioia la dà il portiere Fall che para un rigore. Ma la Varesina vince 3-1 e vola in semifinale immeritatamente. L'Union si ferma ai quarti di finale per la terza volta di fila nella sua storia. Questo purtroppo è il bello e il brutto del calcio. Grande rammarico per Andreucci in sala stampa che ha sottolineato la grande prova dei suoi ragazzi che non hanno concesso nulla agli ospiti, ma siamo stati troppo leziosi nelle numerose occasioni sbagliate. In sala stampa, sulla domanda fatta dal gruppo tifosi Union CS Facebook ad Andreucci, era meglio inserire prima Liu visto il gran beneficio ricevuto sulle azioni da gol? La risposta è stata: non potevo farlo prima perché gli ospiti stavano giocando meglio e avevo paura di scoprirmi troppo. Ora domenica si rituffa in campionato, in casa della pericolante in classifica Charlins, con l'obiettivo di non mollare nulla nonostante il più 12 in classifica sul Treviso. Dal gruppo tifosi Union CS Facebook è tutto, alla prossima. Sui canali YouTube di Chioggia Azzurra e di Union Clodiense CS potete vedere sia la partita integrale primo tempo e secondo tempo che i rigori. Biasion Soccorso Stradale, convenzionata con le principali assicurazioni di assistenza stradale, garantisce il soccorso 24 su 24, 7 su 7, con professionalità e competenza. Carrozzeria Biasion e anche molto altro a Piove di Sacco, Padova, Ponte San Nicolò, Cavarzere, Chioggia, Campolongo Maggiore. Sabato pomeriggio a Chioggia si è tenuto un incontro molto particolare. Certamente le persone che vi hanno partecipato hanno attratto l'attenzione di coloro che hanno incrociato lungo il corso del popolo e nei vari posti che hanno visitato. Il gruppo di persone giunte a Chioggia da vari punti d'Italia per ritrovarsi in un raduno a livello nazionale sono accomunati da un capo di abbigliamento alquanto inusuale, il tabarro. Al termine del giro turistico a Chioggia, la Civiltà del Tabarro, questo è il nome della loro associazione, si è ritrovata a Palazzo Grassi per un incontro, durante il quale si è presentata. Ci ha accolti una sala piena di persone che stavano indossando questo particolare capospalla in un'unica forgia, ma con particolari e caratteristiche diverse, in un colore preponderante, il nero. Un capo che hanno definito di estrema eleganza, a cui certamente non siamo abituati. Non lo siamo più, perché fino a qualche decennio fa era un capo abbastanza usuale e trasversale. Lo si vedeva indossare da nobili e da lavoratori. Presente anche il sarto che ha riportato in auge questo capo e che ha la sua azienda, il suo tabarrificio a Mirano, Sandro Zara, il quale sta progettando nuovi modelli nonostante i suoi 83 anni, numero limitato che intende replicare nella produzione del prossimo, a cui ha già dato un nome, Mandrin, in stretto veneziano. Zara ha raccontato molti aneddoti su questo capo di abbigliamento che ha iniziato a produrre 50 anni fa senza alcun successo. Era troppo presto, così ha giustificato il flop, lo avevano ancora tutti troppo fresco nella memoria. Tenacemente ha continuato nella produzione e ora i suoi capi, a quanto pare, sono molto richiesti. Al termine dell'incontro, dopo la presentazione di un bilancio non scritto e non digitalizzato ma affidato solo alla memoria, si è tenuta un'altrettanto estrosa premiazione con premi messi a disposizione dallo stesso tabarrificio.
Al termine, una quarantina di spritz erano a disposizione dei partecipanti da Nino Fisolo di Diego Ardizzon, che con Tidio Nordio, presente all'incontro, ha aiutato gli organizzatori a gestire la giornata, mostrando loro Chioggia ed accompagnandoli nel loro itinerario. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Il litorale di Isola Verde, ne abbiamo pubblicato un servizio sabato, è stato colpito dall'ennesima mareggiata che ha diminuito ancora una volta la porzione di battigia. Il presidente di Ascot, Giorgio Bellemo, con la sua caratteristica verve polemica, ricorda che, virgolettato, a Isola Verde in pratica non ci facciamo mancare nulla, in quanto oltre alla questione Bolkestein, di cui ancora una soluzione chiara non c'è ovviamente anche il problema delle forze della natura. Ricordando che per mitigare l'effetto dell'erosione di questa ultima mareggiata, gli operatori balneari di Isola Verde hanno chiesto l'autorizzazione di usare i loro trattori per sistemare la sabbia, prendendola dai cumuli fatti dal genio civile. Ovviamente questa operazione ha un costo di cui si sono presi carico gli operatori e che non si occuperanno solo della sicurezza delle loro concessioni, ma anche dei tratti di spiaggia libera. E qui ritorna il buon Giorgio Bellemo che ricorda che certi comitati che sono arrivati al punto di diffidare i comuni a non considerare valida la concessione, come invece prevede la legge, visto che si ergono a paladini delle spiagge libere, dovrebbero contribuire anche loro ai costi per la messa in sicurezza di quei tratti. E qui il presidente di Ascot denuncia un ulteriore paradosso che riportiamo nel virgolettato. Bello declamare i diritti, magari da coloro che abitano nelle case oggetto di condono edilizio. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Ieri, domenica, è la giornata in cui gli amanti dei bagni nell'acqua gelida, gli ibernauti, si riuniscono per coltivare la loro passione, immergersi nelle fredde acque del litorale di sottomarina per ristorare corpo e spirito. Questa passione è oggetto di discussione da parte di molti, ma è condivisa da un numero ben maggiore di persone di quanto non si pensi. Tuttavia, ieri è stata una giornata speciale. La voglia di godersi una nuotata ristoratrice era palpabile in tutti, le onde invitavano al tuffo in mare, tuttavia proprio le stesse onde hanno dissuaso il gruppo dall'avventurarsi, poiché avrebbero corso il rischio di mettersi in situazioni pericolose. Il mare in condizioni di scirocco può trascinare via con facilità, la corrente è particolarmente forte, ma non solo questo è stato il motivo di cautela. La spiaggia era disseminata di detriti portati dalle onde, un'imprevista collisione con uno dei tronchi o con altri oggetti sarebbe stata difficile da prevedere, ma avrebbe potuto mettere in pericolo la sicurezza di qualcuno. Pertanto, nonostante la passione li spingesse verso l'acqua, il gruppo ha preso la difficile decisione di desistere, al fine di evitare situazioni pericolose e di non costringere qualcun altro a mettere a repentaglio la propria incolumità per soccorrere un avventato. Un ragionamento che dovrebbero fare in molti quando le condizioni meteo o altre situazioni possono rendere complesso portare a termine una passeggiata in montagna o un'escursione o una gita in barca.
Non è raro che i vigili del fuoco o i militari della Capitaneria di Porto o altri debbano soccorrere qualcuno che ha azzardato troppo sfidando il meteo e passeggiando in montagna dove sarebbe stato meglio non andare o pensando di poter domare le onde che però il tempo stava gonfiando. Talvolta il tempo cambia all'improvviso, ma qualche volta si potrebbero evitare situazioni che non solo mettono in pericolo noi stessi, ma anche chi poi deve provvedere a cercare di metterci in salvo, sfidando situazioni che si potrebbero evitare. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Cari amici, il giorno di ricordo ha compiuto 20 anni. Nel 2004, infatti, si svolgevano per la prima volta in Italia delle manifestazioni ufficiali per commemorare gli innocenti italiani uccisi o cacciati dalle terre d'Istria dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sono serviti ben 60 anni, infatti, al nostro paese per approvare una legge che riconoscesse quello che la storia aveva già dichiarato: l'eccidio ad opera dei partigiani di Tito verso la popolazione venete ed italiana. Dopo il 45 fu un vero genocidio. Migliaia di famiglie vennero cacciate e le loro case distrutte. E quel che è peggio, migliaia di italiani massacrati barbaramente per la sola colpa di essere italiani. Giustiziati con un colpo in testa, torturati barbaramente, gettati nelle cavità del Carso. Diciamo che la vicenda di Norma Cossetto, giovanissima studente istriana, rapita, stuprata e gettata ancora viva nelle foibe, è forse l'esempio più cruento di quello spaventoso massacro. In questi giorni si sono svolte in Italia centinaia di manifestazioni per ricordare questi martiri dell'odio. A Venezia transiterà il treno del ricordo, il museo itinerante degli esuli strani. Ma a Firenze le cronache ci dicono che una targa a ricordo dei martiri delle foibe è stata ancora una volta sfregiata, segno che a distanza di 80 anni da quell'abominevole crimine ancora abbiamo molto da fare per rompere il muro del silenzio che per qualche negazionista grava ancora sui nostri martiri delle foibe, vittime dell'odio partigiano di Tito. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni potrai entrare in una speciale comfort zone, la cabina per la tua bellezza. Ti potrai rilassare e prenderti del tempo per te, accudita da Alessandra, che userà per te le creme più adatte per darti energia, vigore e relax. L'idea regalo per ogni occasione, una seduta in cabina beauty, una coccola per la persona che ami e a cui tieni. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, aperta tutte le domeniche mattina. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 12 febbraio, è la farmacia Al Mare in via San Marco a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo ai negozi alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.